Era una mattina come le altre. Io e i miei fratelli venivamo cullati dalla leggera brezza mattutina quando arrivò il giorno della raccolta e fummo portati proprio qui, in questo storico mulino. Subito mi resi conto che questo luogo non era affatto nuovo, portava con sé numerose vite e dinastie. I Mugnai vivevano una vita semplice e tranquilla. Si svegliavano con il leggero fruscio della roggia e con il solenne e caloroso buongiorno del mugnaio verso i clienti mattutini. Amavo quell'atmosfera così semplice e inebriante. Si poteva assaporare la gioia di coloro che lavoravano qui. Tutti si dedicavano alla continua manutenzione del mulino, come fosse un loro familiare, con tanta attenzione e passione. Le acque della roggia ospitavano anche le ben note anguille, le quali venivano mangiate con la polenta in compagnia, per poi passare il resto della serata a scambiarsi due chiacchiere in famiglia. Arrivò un periodo in cui i tedeschi si impossessarono del mulino e i mugnai dovettero nascondere i loro beni più preziosi in una piccola camera segreta. Purtroppo anche io sarei dovuto passare attraverso la famigerata macina, con la quale sarei finalmente divenuto farina, ed essere portato altrove, a conoscere nuove abitazioni, nuovi racconti e nuove sensazioni. Passando attraverso un sistema di tramogge e filtri, arrivai nella storica macina, mossa dalle eleganti pale del mulino, che ci trasformò in qualcosa di puro, quasi privo di peso. Un semplice soffio avrebbe potuto farmi viaggiare verso nuovi orizzonti, ma il mio destino era quello di rimanere con i miei fratelli, anche loro oramai rinati e pronti a diventare parte di una famiglia del paese. Dovetti così dire addio al dolce suono dei denti degli ingranaggi, alle risate, alle chiacchiere, all'amore, alla tradizione, a quel nauseabondo ma tiepido odore di baccalà la sera.